Sull'autonomia il ministro Boccia annuncia il riavvio della trattativa con il Veneto dal 22 ottobre a 2 anni esatti dal referendum e proprio nel giorno in cui Venezia si terrà una manifestazione. Zaia dice ben vengano le dimostrazioni di piazza, io seguo l'iter già iniziato e non ci fermiamo. Oggi l'incontro tra il sottosegretario Andrea Martelli e il sindacato giornalisti del Veneto, nuova legge sull'editoria in arrivo, fondamentale garantire i contributi all'informazione locale, dice. Femminicidio di Adria, dopo la morte di Giulia Lazzari in ospedale, l'accusa per il 28enne marito che l'ha strangolata diventa omicidio volontario, una tragedia che l'uomo aveva quasi preannunciato su Facebook. Schianto tra 5 tir, autostrada A4 bloccata tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portoduaro verso Trieste nel pomeriggio. Non ce l'ha fatta lo studente 18enne di Rosà, giovane promessa dell'atletica, vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio, si è spento ieri sera all'ospedale San Bassiano. Lotta al tumore al seno, Veneto leader, pervertito il primo progetto sperimentale mai avviato di personalizzazione con 11.000 donne, abbassato anche il limite delle mammografie a 45 anni. Una serata dedicata alla grande scienza a Treviso con i ragazzi di un liceo a confronto con i ricercatori del CERN, a portare la sua esperienza di studente di biologia anche Sammy Basso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali dell'autonomia che torna in primo piano. L'annuncio del riavvio del negoziato, della trattativa, l'ha dato il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia oggi e il riavvio, il nuovo incontro è previsto, partita una lettera di convocazione verso Palazzo Balbi, il nuovo incontro è previsto il 22 di ottobre, cioè martedì prossimo, non è un giorno a caso, è il giorno in cui ci sono i 2 anni, si ricordano i 2 anni dal referendum del 2017. 22 ottobre 2017, 22 ottobre 2019, a 2 anni esatti dal referendum che portò oltre 2.270.000 veneti a mettere una X sul sì per l'autonomia della regione, si riapriranno i negoziati con il governo. Ad annunciarlo il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che ha fissato proprio per il 22 ottobre l'incontro con il governatore Luca Zaia. Giorno scelto a caso? Chissà, forse sì, ma molti veneti sperano che questa data ormai storica segni una svolta decisiva nella trattativa con Roma. Questa mattina ho firmato le lettere indirizzate ai presidenti delle regioni che hanno già avviato l'iter sull'autonomia differenziata per far riprendere i confronti. Si riparte dalla regione Veneto, la cui delegazione è attesa per martedì 22 ottobre, ha affermato Boccia, che ha poi aggiunto che parallelamente al lavoro in corso sulla legge quadro è necessario avviare immediatamente il confronto bilaterale tra le singole regioni e i ministeri competenti. Ma il ministro si è spinto oltre. Entro fine anno, ha aggiunto, vorrei portare in Parlamento la legge quadro che consente un'attuazione dell'autonomia differenziata in una cornice da Stato unitario che permette ad ogni regione di camminare con i propri ritmi e di fare le proprie scelte rispetto all'idea di sviluppo che si ha. Se da un lato dunque riparte la formale trattativa, dall'altro anche la piazza si mobilita per chiedere un'accelerazione dei tempi. Se l'autonomia entrerà solo sottovoce nella manifestazione sabato a Roma della Lega contro il governo giallorosso, si farà invece sentire prepotentemente nell'appuntamento organizzato a Venezia da Marino Finozzi sul ponte di Rialto, quando, manco a dirlo, il 22 ottobre. Io penso sia legittimo e democratico che tutti facciano le proprie manifestazioni nel rispetto delle leggi e della libertà altrui, non ci vedo nulla di scandaloso. Insomma, direi che per l'autonomia e per il Veneto tutto quello che non strozza ingrassa. Ben vengano dunque le manifestazioni di piazza per mantenere alta l'attenzione sull'autonomia, spiega Zaia, che poi però chiarisce. Ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo da un'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e nel Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più. Ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico. Queste dunque le parole di Zaia che è atteso anche da un altro vertice la prossima settimana e quindi continuerà a parlare dei rapporti tra il Veneto e il governo, perché il super manager per le Olimpiadi di Cortina Milano 2026 sarà nominato entro la prima settimana di novembre. Contemporaneamente sarà diffusa anche la prima bozza della legge quadro olimpica. L'ha annunciato oggi il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora, dopo le fumate nere nelle scorse settimane sul nome del CEO, il super manager che dovrà gestire la macchina organizzativa dei Giochi Olimpici. E Spadafora ha appunto annunciato che ci sarà una nuova riunione
Milano con i presidenti di Regione Zaia e Fontana e i sindaci di Cortina e Milano e il CONI. L'intenzione dell'esecutivo dunque è quella di accelerare, secondo Spadafora, su tutti i fronti. E un terzo invece capitolo dei rapporti tra il governo e il Veneto riguarda l'editoria, perché stamane c'è stato l'incontro importante tra il sottosegretario all'editoria Andrea Martella e il veneziano Andrea Martella nella sua Venezia con il sindacato veneto dei giornalisti. Si è parlato della legge dell'editoria denominata 5.0 e dei contributi statali all'informazione locale. La prima scadenza è il 29 ottobre prossimo, martedì, giorno in cui presenterà in Parlamento i suoi intenti programmatici sull'editoria, a cominciare da una nuova legge in materia, e la promessa fatta qui in Veneto dal sottosegretario all'editoria, il veneziano Andrea Martella del PD, nel corso dell'incontro con i giornalisti tenutosi nell'omonima sede di Palazzo Turlona a Venezia. Una nuova legge sull'editoria che chiamerò 5.0 e che possa fare i conti con la modernizzazione che è avvenuta nel corso di questi anni, con la rivoluzione digitale, ma anche e soprattutto con la capacità di garantire un rilancio dell'intero settore, sia del giornalismo che dell'editoria. Tra le istanze di cui si farà portavoce a Roma la questione contributi statali, in particolare l'informazione televisiva locale. Si sta lavorando affinché non ci sia nessun taglio, concessioni comprese, anticipato. Stiamo lavorando per garantire una stabilità e una continuità del sostegno dello Stato al pluralismo dell'informazione anche di carattere territoriale. Altra novità, la quota della web tax che potrebbe essere veicolata al mondo dell'editoria e dell'informazione. Se verrà approvata nella prossima legge di bilancio, un passo in avanti che io spero di poter consolidare anche negli anni futuri. Garantire il pluralismo dell'informazione, a cominciare dalla sussistenza delle realtà locali, TV in testa, è il tema cardine del sottosegretario Martella. E quindi si è impegnato formalmente a garantire il sostegno economico diretto e indiretto. Noi ci siamo sempre battuti per questa cosa e non nascondendoci mai che i contributi vanno alle aziende virtuose. Il rilancio dell'informazione che nasce dal dialogo, il confronto, il rispetto tra le persone per i giornalisti, il giornalismo e tutto il settore. Finalmente abbiamo un interlocutore con cui discutere, con cui confrontarci, con cui porre le basi per delle riforme serie, delle riforme che garantiscano la libertà e l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti e di conseguenza un'informazione la migliore possibile. La pagina della cronaca adesso che si apre con il femminicidio di Adria, l'accusa adesso per il 28enne marito di Giulia Lazzari, morta dopo 9 giorni di agonia in ospedale. È omicidio aggravato, omicidio volontario aggravato appunto per averla strangolata, ed è una tragedia che già forse si poteva leggere qualche tempo prima con gli sfoghi terribili e agghiaccianti dello stesso uomo su Facebook, ma non solo. Li chiamano segnali e c'erano tutti, ma spesso purtroppo sono segnali sottovalutati e il film dell'orrore di Adria è il remake di una scena già vista. Giulia Lazzari è morta dopo 9 giorni di agonia in ospedale e quelle mani strette al collo dal marito Roberto Lococo, tanto strette da soffiarle via la vita, erano pronte evidentemente da giorni. Roberto, 28 anni, era fuori controllo da quando la giovane moglie 23enne aveva deciso di lasciarlo perché stufa della sua ossessionante gelosia. E il 6 ottobre scorso, 48 ore prima dell'aggressione fatale, l'uomo si era sfogato su Facebook. Non è giusto però così. Io sono quello che sono, lo sapevi, ma tu hai sbagliato e mi hai fatto malissimo. Ce l'hai anche tu la colpa che in questi mesi mi hai trattato come spazzatura. E poi, ok, l'hai voluto tu questo, io no, ma hai voluto separarmi da te. Negli ultimi mesi Lococo, accusato ora di omicidio volontario aggravato, si era sfogato spesso su Facebook contro la giovane moglie e prima ancora sembrava essere addirittura orgoglioso di quella gelosia che sarebbe stata la causa della rottura con Giulia. Agghiacciante la conversazione del 29 luglio, quasi una profezia di quanto sarebbe accaduto poi. Non truccarti, fatti brutta, non aggiustarti i capelli, non salutare nessun maschio, scrive il 28enne alla ragazza che lo informava di uscire ad andare a fare la spesa. Lei replica, ma perché fai così? E lui le risponde, perché se ti fai bella ti guardano tutti, invece così no, e io risparmio 30 anni di galera fatti per omicidio. Poco più di 2 mesi dopo, quelle frasi sono diventate una terribile realtà, fatta di una giovane morta, di un uomo in galera e di una bimba senza più genitori. Un'altra pomeriggio di passione lungo la A4, uno schianto tra 5 tir, autostrada 4 bloccata tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portoguaro, il blocco
è stato totale, con code che sono formate immediatamente. Uno dei camion, uno schianto appunto tra mezzi pesanti, ha perso sull'asfalto giganteschi rotoli di carta del peso di 30 quintali l'uno. Il tratto tra San Stino e Portoguaro in direzione Trieste-Udine è stato chiuso, uscita obbligatoria a San Stino di Livenza, chiuso in entrata il casello di San Stino. Il botto più o meno attorno alle 14:30, i 5 mezzi coinvolti si sono tamponati uno dietro l'altro, con il conducente di una tir che è rimasto ferito incastrato nella cabina di guida. Altri 2 conducenti feriti fortunatamente in modo lieve, ma appunto poi il disagio si è spostato sul traffico ed è stato un disagio ancora una volta pesante. Un altro incidente stradale, quello invece avvenuto mercoledì pomeriggio, vedeva coinvolto un 18enne di Rosà, giovane promessa dell'atletica, che purtroppo 24 ore dopo lo schianto non ce l'ha fatta. Tanto dolore a Rosà, non ce l'ha fatta. Alen Elmazowski, lo studente di 18 anni, vittima del terribile schianto avvenuto mercoledì scorso lungo la Valsugana tra Bassano e Rosà. Il giovane si è spento all'ospedale nella tarda serata di giovedì, dove era stato trasportato in gravissime condizioni. I medici hanno tentato il tutto per tutto. Alen è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici, ma per lui non c'è stato nulla da fare, gettando nel dolore non solo la comunità rosatese dove viveva con la famiglia, ma anche la scuola che frequentava con successo, il liceo Brocchi, e i compagni di allenamento. Il 18enne era un atleta impegnato, premiato anche di recente dall'amministrazione come uno degli sportivi più promettenti. Gareggiava per l'Atletica Nevi di Rosà. Quel maledetto mercoledì stava tornando a casa da scuola in sella alla sua Vespa Piaggio quando in via Capitelvecchio è stato centrato da una BMW condotta da una 25enne di Cassola che usciva dal parcheggio del ristorante Old Wild West e che ora sarà indagata per omicidio stradale. Il ragazzo non è riuscito a evitare l'auto che si stava immettendo in Valsugana. Sbalzato dalla sella della Vespa è finito in mezzo alla strada a diversi metri di distanza dal punto dell'impatto. Un impatto che sin da subito è sembrato molto serio per i sanitari del suo 118 immediatamente allertati. Alen, nonostante le condizioni disperate, ha dimostrato la sua voglia di lottare, ma le ferite riportate non gli hanno dato scampo. Ha combattuto come un leone per più di 24 ore, sino al drammatico epilogo. Ancora la cronaca, un operaio bellunese si è infortunato nel pomeriggio in un cantiere a Sottoguda, in comune di Roccapietro. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 di fronte all'albergo La Genzianella, dove l'impresa Ipogeo di Serena del Grappa sta eseguendo per conto del Genio Civile di Belluno lavori speciali per il ripristino della scogliera distrutta da Vaia. L'operaio, che pare fosse su un mezzo escavatore, è finito nel torrente sottostante, è stato immobilizzato e affidato alle cure dell'ospedale di Agordo, dove è stato trasportato con sospette fratture di un'anca e del bacino. Si tratta del terzo infortunio sul lavoro nel giro di pochi giorni nel Bellunese. Per i precedenti, ricorderete, purtroppo con esito mortale, di mercoledì a Serena del Grappa e alle Segre di Sedico, la procura di Belluno ha aperto 2 fascicoli contro ignoti per omicidio colposo. Nel caso del boscaiolo, essendo la vittima Luciano Scariotta, titolare dell'azienda, potrebbe non esserci responsabilità di terzi. L'ipotesi è che avesse agganciato male il tronco nella stazione intermedia della teleferica su cui stava operando. Per la morte invece di Tiziano Faccia sembra confermata l'ipotesi che a provocare la scarica di sassi che purtroppo lo ha travolto sia stato il passaggio di una coppia di cervi. Lasciamo adesso la cronaca per parlare invece di lotta ai tumori, in particolare il tumore al seno. Veneto all'avanguardia sulla lotta ai tumori, in particolare su questo, e oggi annunciate 2 importantissime e innovative sperimentazioni. Le donne dai 45 ai 50 anni hanno lo stesso rischio delle donne dai 50 ai 55. Parte da questa rilevazione scientifica il progetto del Veneto di abbassare l'età della prima mammografia per la prevenzione del tumore al seno. Finora le soglie per il controllo di routine erano fissate dai 50 ai 74 anni, con quasi 200.000 donne che sono sottoposte a screening. L'ULSS più attiva è la 2, marca trevigiana, con il 100% degli inviti all'esame e l'82% di adesioni, contro la media nazionale fissata all'84% degli inviti e quasi il 60% di adesioni. Esami che nella nostra regione hanno individuato oltre 1.000 cancinomi mammari, quasi tutti tra i 50 e i 69 anni. Ma in Veneto sono molte le donne di ben più giovane età che chiedono di potersi sottoporre ad una mammografia. Da di sotto dei 50 anni ha senso la mammografia qualora ci sia un'indicazione clinica, il medico o la donna si sono sentite qualcosa al seno.
al di sopra dei 50 come screening. Se non c'è un'utilità del fare la mammografia è solo un esame non solo inutile ma dannoso. Perché significa comunque sottoporsi a degli stress fisici e psicologici determinati magari da approfondimenti e risultati che poi si rivelano dei falsi positivi. Tutto questo, che si chiama il rischio di sovradiagnosi, cioè diagnosticare qualcosa che poi di fatto non c'è, va tenuto da conto, perché ogni esame inutile è un esame dannoso per la serenità delle nostre donne. Rimane comunque la fascia giovane, per la quale la Regione Veneto, prima in Italia per risultati nella lotta al tumore al seno, ha deciso di avviare una sperimentazione che riguarderà tutte le donne dai 45 ai 74 anni della ULSS 5 Polesana e 6 Euganea. Abbiamo deciso di fare una proposta di screening personalizzato, quindi non tratteremo tutte le donne nella stessa maniera, ma in base al rischio che calcoleremo con un test del rischio appunto familiare e calcolando la densità del seno decideremo come seguire queste donne, e quindi alcune faranno la mammografia semplicemente ogni 2 anni o ogni anno, altre invece avranno associato anche una ecografia. Nei casi in cui trovassimo un rischio molto elevato verrà aggiunta anche la risonanza magnetica. Adesso l'inquinamento dei FAS, le novità da Trissino in vista della prossima udienza del processo Miteni. Il 21 ottobre prossimo è in programma la nuova udienza del processo Miteni al Tribunale di Vicenza. Un annunciato sciopero dei legali della difesa però potrebbe mettere a rischio il procedimento penale a carico dei responsabili dell'azienda chimica di Trissino ed altri per il danno ambientale a seguito dell'inquinamento dei FAS. Per poter chiedere i risarcimenti nel processo penale, numerose sono le parti civili che si sono costituite. Enti, istituzioni, comitati, ma anche singoli cittadini. Tra questi gli stessi ex lavoratori della fabbrica, che però oggi vedono la loro rappresentanza indebolita dal fallimento dell'azienda. Di qui a poche settimane, con gli ultimi licenziamenti e la chiusura della cassa integrazione, la RSO decadrà e quindi una serie di lavoratori che una parte hanno trovato occupazione presso altre aziende, altri che andranno magari in disoccupazione, rischiavamo di disperderci. Ecco che oggi viene annunciata la costituzione di un loro comitato spontaneo denominato FAS Colmi, un nome eloquente che oltre ad indicare l'essere stati saturati dai FAS è anche l'acronimo di contaminazione lavoratori miteni. Un centinaio ad oggi gli aderenti, una quarantina sono operai, è l'intero reparto che è stato maggiormente a contatto con le sostanze tossiche. Questo organismo si propone di avere una massa critica che sia rappresentativo delle istituzioni. A breve ci sarà l'udienza presso il Tribunale il 21 ottobre e vogliamo anche là avere una rappresentanza. Chiediamo come costituenti di parte civile di essere tutelati sotto il profilo sanitario, di avere delle risposte anche da un punto di vista previdenziale e anche avere anche un risarcimento, perché alla fin fine il danno ce l'abbiamo ed è presente nel nostro sangue. Nel frattempo la Regione Veneto e tutti gli enti coinvolti nella conferenza dei servizi per la messa in sicurezza dell'area Miteni hanno intimato alla proprietà di presentare il progetto per la bonifica delle acque di falda entro il 31 dicembre. Se il termine venisse ignorato si procederà con l'intervento pubblico sostitutivo in danno dei soggetti responsabili. Ecco che quindi si rende quanto mai urgente la nomina da parte del governo di un commissario straordinario per le bonifiche, come richiesto dal Presidente Zaia. Altri lavoratori sono quelli della Wambao ACC di Melli, in presidio stamane davanti alla prefettura. Stringono i tempi e la situazione si fa tesa per i lavoratori di ACC Wambao e per tutta la provincia di Belluno. Giovedì prossimo l'incontro a Roma sarà fondamentale. Ci attendiamo soluzioni diverse che garantiscano il mantenimento del sito produttivo, dicono i sindacati che in delegazione sono stati ricevuti a Palazzo dei Rettori dal prefetto Esposito. Speriamo vivamente che ci sia stato un dibattito, un accordo è forse estremo, comunque un qualcosa per il nostro proseguimento. Facce affaticate quelle dei lavoratori in piazza, in tanti nonostante il turno di notte sono saliti sul pullman che li ha portati davanti alla prefettura per il presidio in concomitanza allo sciopero di 4 ore a fine turno. Non c'è tanta voglia di parlare, come dar loro torto, considerando che l'età media delle maestranze non concede scappatoie di sorta e la preoccupazione è palpabile. Sì, di tutte le famiglie, di tutti quelli che lavorano qua e poi di quelli che sono stati licenziati a settembre.
tutti, e non si sa perché sono in pochissimi quelli che hanno trovato lavoro, quelli che sono stati lasciati a casa a settembre. In questi mesi i sindacati hanno lavorato per una soluzione di continuità, non abbiamo mai tenuto in considerazione l'ipotesi della chiusura e qualora ci fosse, hanno detto al prefetto, ci si deve attendere problemi di ordine pubblico. Se ci sarà, come speriamo, una soluzione positiva, che vuol dire magari una cessione dell'azienda, bisognerà costruire un percorso, sicché c'è l'importanza anche che il prefetto ci supporti su questa cosa. La strada resta comunque in salita. C'è una grande bomba sociale, in quanto non pensiamo che sono solo 290 famiglie, ma ci sono anche tutti quelli che gli girano attorno. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto, e ripartiamo dal duro attacco dell'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato. L'obiettivo è il governo, perché dice il Veneto è pronto per la banda larga, ma da Roma non si muove nulla. Inutile parlare di digitalizzazione, di impresa 4.0, di internet delle cose e di sfida globale. L'Italia resta fanalino di coda in Europa nell'implementazione della banda larga e le imprese ne vengono di conseguenza sempre più penalizzate. L'assessore regionale alle attività produttive Roberto Marcato non si tiene più e attacca il governo, quello attuale ma anche quelli precedenti. La cosa assurda è che questa volta abbiamo tutti i soldi per farla, abbiamo fatto gli accordi con tutti i comuni del Veneto, abbiamo fatto gli accordi con tutte le istituzioni interessate da questo, non costa nulla ai comuni e noi siamo in grado di portare la banda ultralarga in tutte le aree bianche del Veneto, cioè quelle a fallimento di impresa dove non c'è interesse per le aziende che fanno telecomunicazioni di fare banda ultralarga. È incomprensibile il ritardo dello Stato nell'esecuzione dei lavori. Tutto è pronto, i comuni hanno fatto la loro parte, gli enti pure, ma nulla si muove e proprio le regioni a maggior vocazione produttiva, Lombardia e Veneto, si trovano duramente penalizzate. Non si capisce mai chi è il colpevole, non si capisce mai quale sia la testa e la coda, però un governo serio che ama l'impresa deve assumersi le responsabilità di fare cose che servono alle imprese. A proposito di tecnologia e di scienza, studenti a confronto con i ricercatori del CERN. Ieri a Treviso c'era anche uno studente eccellente. Sono stato al CERN poche settimane fa, 5 giorni, sono stati 5 giorni intensissimi. Ho visto come lo sforzo dell'umanità può portare a scoperte incredibili, cioè lì si vede esattamente l'umanità che evolve. È una sensazione incredibile. Tutte emozioni che Sammy Basso, oggi studente di biologia all'Università di Padova, ha raccontato agli studenti trevigiani del Duca degli Abruzzi, un incontro di altissimo livello tra buchi neri e antimateria con diversi ricercatori del CERN di Ginevra, tra questi Claudio Bortolin, ingegnere 45enne di Chiarano al CERN dal 2008. Mi occupo di far funzionare le apparecchiature che poi servono per rilevare le particelle e comprendere che cosa succede quando ci sono le collisioni fra protoni, ed è un mondo meraviglioso. Un'esperienza che ha lasciato i ragazzi a bocca aperta e che ha confermato come i giovani trevigiani vogliano andare lontano, anche da qui il sostegno del comune. Per avvicinare il mondo dei giovani ed aiutarli a trovare la felicità poi nel lavoro del futuro bisogna per forza parlare il loro linguaggio. E Sammy ha parlato la loro lingua partendo anche dalla sua esperienza personale. Quando siamo partiti come famiglia a fare ricerca sulla progeria, a tentare di far sì che questa ci sia, ci hanno detto guardate è troppo rara, è impossibile. E invece attualmente la ricerca sulla progeria sta facendo passi da gigante. Come diceva Einstein, qualcosa è definito impossibile finché qualcuno arriva, non sa che è impossibile e la fa. Con queste sagge parole di Sammy Basso che richiamano Einstein si chiude questa edizione del Veneto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione perde colpi accompagnando l'ingresso di una perturbazione, ma vediamo nel dettaglio la situazione di sabato 19 ottobre.
Sul Veneto cielo molto nuvoloso ovunque, con piogge sparse un po' dappertutto. Meno probabili tuttavia vedete sui settori più meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 17 e 22 gradi. Condizioni di tempo instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali frequenti fin dal mattino, alternati comunque in giornata a qualche pausa maggiormente asciutta. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 18 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, con tempo perturbato e piogge un po' su tutta la regione. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.